Doccia gelata anche perché nelle precedenti incontri avevano sì significato una difficoltà di mercato, ma non di queste dimensioni. 10 giorni di cassa integrazione ordinaria per almeno un migliaio di lavoratori dello stabilimento Electrolux di Susegana. Notizia che arriva a pochi giorni dall'accordo raggiunto tra sindacati e azienda per un pacchetto di investimenti per 110 milioni fino al 2026 nel sito produttivo trevigiano. Ora la comunicazione della CIG è legata ad un calo significativo delle vendite di frigoriferi. Avevano previsto inizialmente 750.000, poi 700, poi 670, adesso 640 e quindi i numeri sono significativi e adesso cominciano a preoccupare perché finché fai un giorno di cassa, due, ogni tanto ha anche sulle retribuzioni un peso, adesso sono 8-9 giorni consecutivi e questo falciderà in maniera pesante la retribuzione nel mese di giugno. Dopo la giornata di lunedì scorso, cassa integrazione dal 15 al 26 giugno. Tanti giorni consecutivi così non ho ricordi personali. Breda spiega come le cause siano diverse, da un lato immobilieri che si stanno fermando per la recessione europea in corso, mentre in Italia si sentono gli effetti della frenata del super bonus edilizio 110%. A livello nazionale il sindacato dei metalmeccanici ha proclamato 4 ore di sciopero il 7 luglio nei settori particolarmente in crisi, ma prima di questa data ci saranno altri due importanti appuntamenti. Il 20 di giugno hanno convocato un tavolo sull'elettrodomestico al Ministero e non escludo che la spinta che arriverà da tutte le parti, aziende e sindacati, sia quello di vedere, di riprendere, di fornire degli interventi industriali, di politica industriale che favoriscano la ripresa e il rilancio dei vari settori. E poi il 26 è già convocato le RSU, la rappresentanza dei lavoratori, per un nuovo incontro per fare il punto dei nuovi livelli che eventualmente arrivano.